Apriamo i microfoni del Bosco dei Sogni, Radio Gamma 5, Max Ungaro. Siamo con Federica. Ciao Federica. Ciao Max. Di la verità che è da mezz'ora che stavi ascoltando tutta la mia playlist e dicevi ma quando è che mi chiama che entro anch'io in diretta? Certo. Allora, apriamo come siamo usi fare ogni tanto con te, con uno dei tuoi bellissimi messaggi. Perfetto. A te i microfoni. Grazie. Siamo cresciuti con la convinzione che per avere quello che desideriamo dobbiamo faticare sempre e tanto, che occorre lottare e stringere i denti, che per amore bisogna soffrire, che non ci si può fermare mai perché chi si ferma è perduto, che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Ma in questo percorso la gioia dov'è finita? Davvero è necessario aspettare la fine del viaggio per avere una sola soddisfazione? E il piacere del percorrere il viaggio stesso non è altrettanto prezioso? In quella lotta per ottenere ciò che volevi, per sentirti più forte, ti sei trasformato in ghiaccio, ma anziché forte, sei divenuto rigido e freddo, perché la forza del ghiaccio è illusoria e c'è sempre qualcosa di più tenace che lo spezza a certe pressioni. Allora, anziché ghiaccio, sii acqua. È l'acqua che sa adattarsi e continuare a scorrere, che riesce ad accompagnare gli eventi e a fluire. Se ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti, non serve correre dietro a qualcosa o a qualcuno. Usa il fiato risparmiato da quella corsa per continuare a respirare. Certo che ci vuole coraggio, ma coraggio vuol dire anche avere la consapevolezza per comprendere quando è il momento di lasciare andare. Senti quando devi dare di più e mettere ancora più spirito in ciò che stai facendo e quando invece devi smettere di trattenere, perché stringere con forza ciò che deve allontanarsi è più doloroso che lasciarla andare. Non c'è perdita nel lasciare andare, c'è la consapevolezza che il tuo cuore si sta avvicinando a ciò che è bene per te. Federica, oggi ci hai proprio rovesciato, come dire. Continua così, guarda i messaggi che stanno arrivando già adesso in diretta al 397. Mitica Federica, sei una grande, un abbraccio da Gianna. Ok. Grazie, un saluto a tutti. Allora Federica, grazie a te, alla prossima e inizia il Bosco dei Ciao. Sogni. La diretta del Bosco dei Sogni. Eccoci qui, Max Ungaro, Radio Gamma 5, anche oggi in prima linea per parlare di quello che ci interessa di più, di quello che ci piace di più, ma soprattutto per condividere. E anche oggi, tra le altre cose, vista la mia enorme e grande passione per questo argomento, parliamo di olistica, ma non a livello tanto generico o generale. Oggi andremo ad approfondire grazie all'esperienza del nostro ospite, un'esperienza oserei dire più che ventennale. Cosa dici Luca? Ciao Max. Sì, più che ventennale, sì. Anzi di Benissimo. più, anzi di più. Anzi di più, Trentennale. anzi Sì, di sì. più. Questo già in questa vita, poi bisogna vedere. Esatto. Luca Ferro, il nostro docente qui, AMI University, siamo nell'ambito della città di Vicenza, dove hai appunto la sede, lo studio. Sì. E parlare con te significa toccare argomenti come la bionaturopatia, counselor mental coach, pranopratica, musicoterapia, cromoterapia, riflessologia, psicoenergetica evolutiva personale. E chi più ne ha più ne metta, Luca, cosa dici? Sì, allora io ho iniziato da molto... ero giovane. A un certo punto della mia vita, che avevo appena 18 anni, avevo capito che la mia esigenza era quella di rincorrere diciamo una filosofia e quello che mi poteva dare, eravamo ancora all'inizio, insomma, le filosofie orientali per il benessere, che oggi sono diventate le discipline bionaturali che l'AMI University rappresenta in toto. L'AMI University è una scuola, è un'associazione e io la rappresento con la sede di Vicenza per tutto il Veneto. Le materie che ho studiato fin da giovane sono state veramente tante, ma mi sono sempre lasciato trasportare dal mio intuito, o meglio, da ciò che sentiva e che apprezzava la mia anima. Per cui
per dei fattori e per delle cause molto particolari, poi magari brevemente te la spiego, ho scelto le due grandi materie che per me sono state la mia vera terapia, che sono la musicoterapia e la cromoterapia in modo particolare. Musicoterapia e Cromoterapia. Vorrei così, anche per rompere un po' il ghiaccio, provare a chiederti cosa ti piace di più di quello che fai. Allora, è una bella domanda. È una bella domanda. Spesso quando tengo delle conferenze o quando parlo con i ragazzi che seguono la mia formazione, spiego loro che il mio compito non è tanto dar loro una tecnica, perché la tecnica la possiamo apprendere comunque e anche abbastanza velocemente. Il mio scopo è quello di creare in loro una consapevolezza che al di là di tutto quello che siamo abituati a considerare, c'è anche un qualcosa in più, che noi chiamiamo, o almeno io chiamo anima. Per cui la ricerca del proprio cammino in questa vita. Per cui lavoro molto sull'esigenza della loro anima, in modo che si possa veramente liberare e seguire un percorso che magari è già scritto. Adesso dovremmo introdurre magari i registri akashici, cose di questo tipo, ma lasciamo stare. Vedo molte persone che si avvicinano ai nostri corsi che sono tristi, abbattuti e così via. Spesso a loro chiedo cosa c'è che non va, non ti sanno rispondere. Poi alla fine anche loro capiscono che non stanno seguendo quel tom-tom che dovrebbe essere acceso, che si chiama anima, dove sì è importante il punto di arrivo, ma la cosa più importante in assoluto è sapere con consapevolezza qual è il punto di partenza per poter arrivare a un punto di arrivo, che è un percorso personale straordinario. Sappiamo che tu sei un grande comunicatore, nel senso che, data anche l'esperienza, ma data anche appunto la tua passione e vocazione, riesci a entrare empaticamente nelle corde delle persone che partecipano ai vari corsi, perché abbiamo appunto visto, cari ascoltatori, che le discipline che Luca porta sono molteplici, sono diverse, ma anche diversificate. Ecco, da questo punto di vista, nel corso degli anni, perché sappiamo che in Italia c'è stato un forte cambiamento, una grande apertura conquistata a pezzo, ma che negli anni si è appunto evoluta, c'è stato un accogliere molto più facilmente le discipline orientali. Tu, che hai attraversato, sei stato a cavallo di questa onda di ampliamento e di nuova ricezione, hai notato o hai dovuto adattare o diversificare l'insegnamento, nel senso, hai notato che c'è stato un cambiamento anche nella modalità del trasmettere le cose alle persone? Sì, dei cambiamenti ovviamente ci sono stati. Teniamo conto che questa ondata, no? Questa onda particolare dell'utilizzo delle discipline che arrivavano dall'Oriente c'era già negli anni 60, no? Poi siamo passati con gli anni 70, gli anni 80, piano piano abbiamo capito che al di là di quello che la disciplina stessa ci poteva dare o in qualche modo potevamo utilizzare per il benessere sia proprio anche altrui, c'era bisogno di professionalità. Per cui abbiamo cercato di introdurre in tutti i nostri corsi una parte scientifica e anche professionale, etica soprattutto. Faccio l'esempio, nei corsi di pranopratica che io tengo per l'AMA University, va bene, c'è un esame, c'è una tesi, c'è un modello deontologico, per cui abbiamo cercato di rendere questa attività professionale e questo ha implicato cambiare un pochino anche le metodiche di insegnamento. Però dobbiamo sempre parlare di materie che sono estremamente legate ai fattori dell'energia. Per cui dello yin e dello yang, per quanto riguarda la medicina tradizionale cinese, o per altre cose, chiamiamola semplicemente energia o prana, chiamiamola come vogliamo. Possiamo dare veramente tanti nomi, il Qi, il Ki, il Tai Chi, cioè sono tutte cose che hanno nella parola e viene contenuta energia. Benissimo, adesso entriamo un passo alla volta nell'aspetto più terapeutico, nell'aspetto più olistico. Tu, come tua esperienza, cosa hai o stai riscontrando come caratteristica predominante nelle persone? Nel senso, hai già spiegato all'inizio che capita spesso che trovi persone un po' infelici, un po' tristi, che non si sono ancora molto ben ascoltate. Ok,
Ma parlando di livello fisico della macchina biologica, c'è una caratteristica che trovi più o meno comune nelle persone che chiedono un tuo aiuto, un tuo sostegno terapeutico? Sì, tenendo conto che io mi occupo soprattutto di formazione, Certo, sei un no? insegnante. Però mi capita di fare qualche amichevole consulenza, ecco. Sì, trovo dei grandi disagi prodotti dallo stress quotidiano, odierno. Abbiamo troppo stress lavorativo, troppo stress acustico, abbiamo troppo stress di tutto. Abbiamo una vita che ci porta ad accelerare continuamente e la cosa peggiore che poi ti dirò è che ci porta a essere in competizione con tutti e questo è il più grande danno che ci possiamo fare. C'è un organo segnale comune che risalta in questo o più o meno lo stress, ma ognuno poi lo manifesta a suo modo fisicamente? Sì, ognuno ha il proprio stress, poi dobbiamo anche dire, e ognuno ha il suo modo personale di manifestarlo. Parlando di medicina tradizionale cinese e i 5 elementi, vediamo che questa disciplina ci insegna molto velocemente a trovare le disarmonie energetiche. Noi non parliamo mai di organi, ma parliamo sempre di energia, per cui ad esempio nella medicina tradizionale cinese gli organi sono governati da sistemi energetici. Ora, qualora questi sistemi energetici non siano armonici, anche gli organi che vengono controllati da queste strutture energetiche possono avere ovviamente delle, in alcuni casi leggere, in alcuni casi magari disfunzioni un po' più serie. Poi noi abbiamo l'organo bersaglio, no? Per cui cosa accade? Accade che ognuno di noi in giovanissima età, questo lo vediamo nei primi 7 anni di vita, insomma, creiamo in base delle sofferenze un organo bersaglio. Per cui poi spesso capita che in tutto il resto della nostra vita, qualora abbiamo degli stati d'animo un po' preoccupati, che siamo a disagio, portiamo una disfunzione proprio, potremmo chiamare psichica se vogliamo anche, di psicosomatizzazione, ecco, su quell'organo o su quel sistema che noi abbiamo destinato in giovanissima età come organo bersaglio di tutti i nostri malesseri, anche dell'anima. Anche dell'anima. Quindi, da questo punto di vista, ampliando un po' il target della giornata, quindi dell'argomentazione che stiamo condividendo, potremmo già dire che, parlando di esperienza personale naturalmente, Certo. il fisico, il corpo fisico, quello che vediamo, che tocchiamo, che sentiamo, è al centro di una mappatura di un qualcosa di molto più esteso che quantomeno ai nostri occhi non è molto visibile, se non del tutto invisibile, ma che invece viene addirittura quasi a monte, perché le cose avvengono quasi prima lì, prima di manifestarsi nel fisico. Arrivano molto prima che si manifestino nel fisico, perché il malessere dell'anima spesso è un malessere che si è prodotto, come ti dicevo prima, Max, nei primi anni di vita. Se poi noi quel malessere non lo risolviamo andando alla radice, continuerà a manifestarsi come in un loop. Va bene, io lo definisco loop, in termini diversi potremmo chiamarlo nevrosi, ma io lo definisco loop, ok? Continua a ripetersi, no? Ogni qualvolta mi trovo a disagio, ecco che mi si riproduce il disturbo. Adesso non voglio nominare, non voglio fare nomi di patologie o cose di questo tipo, ma anche cose banali, voglio dire, no? Molti di noi si accorgono che spesso soffrono di un disturbo e che è sempre lo stesso, o che comunque varia in un modo circolare nella mappa organica della medicina tradizionale cinese. Sono le emozioni di fondo, le emozioni che non riusciamo a rielaborare, e per quanto mi riguarda rielaborare lo spiego sempre in questi termini. Proviamo a pensare a un'emozione, proviamo a pensare alla rabbia. Una parte della rabbia è necessaria per la vita, ci vuole, è essenziale. Il più ci danneggia, ma è una grande quantità di energia che teniamo bloccata in un sistema energetico. Tenendola bloccata ci va a creare disfunzioni che producono poi dei malesseri e delle psicomanifestazioni abbastanza serie, oltre che a manifestazioni poi fisiologiche.
Allora, prendiamo tutta questa quantità di rabbia che abbiamo. La rabbia è sempre energia. È sempre energia. Siamo noi che diciamo che la rabbia è una brutta energia. Ha un'accezione negativa. Ok. Diciamo che è negativa, no? Diciamo così. Diciamo che ha una polarità non positiva. Ok. Ecco, perché la rabbia non è né cattiva né buona, è neutra, è rabbia. Ma se io ho una rabbia repressa che continua ad aumentare, diventa una grandissima quantità di energia che poi all'improvviso scatta come una molla, ed ecco gli eventi di rabbia. Proviamo solo a pensare di poterla rielaborare, cioè prendere tutta questa immensa quantità di energia, cambiare di polarità e darle un indirizzo diverso, più positivo. Solo questo ci può far capire quanto utile può essere conoscerci. Prendere tutta questa quantità di energia che è autolesionista e lesionista in alcuni casi anche per gli altri, prenderla, cambiare di polarità, dargli un senso e trasformarla come un PIL, cioè un prodotto interno lordo, nel produrre un qualcosa. Imparare gli strumenti che per un modo o per un altro non ci hanno insegnato, cioè acquisire lo strumento che ci permette prima di tutto di capire noi stessi come funzioniamo, tra virgolette, ma anche poi per trasformare questa energia, nel caso specifico della rabbia. Ti faccio una domanda. Abbiamo parlato di loop, ok? Nel senso che capita che la lingua va a battere sul dente che duole, ossia ciclicamente ci ritroviamo a riprovare quella stessa emozione che noi abbiamo imparato purtroppo a reprimere, ok? Corrisponde anche a un'eventuale ciclicità della realtà, cioè c'è un collegamento tra il mio stato d'animo e, per così dire, la realtà che si crea attorno a me? Penso di sì. Ok. Ti rispondo in un modo un po' particolare. Allora, fin da giovane ho cominciato a frequentare il mondo buddista, per cui ho vissuto diverso tempo anche all'interno di monasteri buddisti, Sei stato anche all'estero. In Tibet, mi pare? No, in Tibet non ci sono andato, ma eravamo pronti per andare, poi sfortunatamente una persona si è sentita poco bene e abbiamo dovuto rinunciare al viaggio, era già tutto organizzato. Comunque, vabbè, seguendo il Dalai Lama, chiedo scusa se per qualcuno potrebbe essere una cosa strana, non è necessario andare in Tibet, ok, per capire certe cose. Però, tornando un pochino sul nostro discorso, frequentando certi ambienti, a un certo punto puoi capire la differenza tra un ambiente e un altro. Mi spiego. L'ambiente in cui viviamo è interconnesso con noi e noi siamo interdipendenti dall'ambiente, per cui noi dobbiamo vivere in un ambiente armonico. Se il nostro ambiente non è armonico, piano piano diventiamo disarmonici anche noi, perché funzioniamo un po' come la musicoterapia, siamo dei diapason, per cui facciamo un esempio, mi trovo con delle persone che per qualche motivo creano in me dei disturbi, sarebbe il caso di cambiare ambiente. Uno dei grandi insegnamenti è questo, ad esempio: è inutile che vai a fare la meditazione di un certo tipo per toglierti la rabbia non te la toglierà mai. Prima prendiamoci cura della nostra rabbia, poi andiamo a fare la meditazione, perché la meditazione è una meditazione per tutti gli esseri viventi, viene destinata a tutti e non deve essere utilizzata, ad esempio, per calmare scusate i termini, tra virgolette, curare la mia rabbia. Okay. Ho capito qual è la differenza tra un ambiente sereno, armonico, e ambienti non sereni e disarmonici. Ora purtroppo la vita che facciamo oggi quotidianamente, noi viviamo immersi nella disarmonia più totale. Lo stesso DNA è riconosciuto che risponde e vibra in base o in merito all'ambiente. Lo stesso DNA, questo è proprio riconosciuto. Sì, nell'epigenetica si studia molto bene, no? Per cui una vibrazione esterna può condizionare le vibrazioni delle nostre cellule. Per cui qual è il punto? Mi trovo in una situazione in cui l'ambiente vibra in armonia oppure no? Perché questo fa molta differenza per la nostra salute fisica, mentale, spirituale. Ed ecco la domanda che ti stavo rivolgendo. Nel caso, nell'eventualità, perché capita nella vita, che ci ritroviamo in posti diversi ma situazioni simili, ossia si crea comunque una ciclicità che ci fa vivere male. Lì è il caso di
iniziare a cercare di capire e di comprendere che cosa ci porta sempre a infilarci in questi loop in modo da poter agire diversamente, anche magari già dalla nostra attitudine mentale. Sì, abbiamo molte possibilità per cambiare le nostre abitudini, perché effettivamente si tratta proprio di abitudini, solo che essendo dentro il loop non ci accorgiamo, siamo dentro il loop e non lo vediamo questo loop, per cui ciclicamente anche possiamo incorrere a certi atteggiamenti che ci portano poi ad avere dei riscontri di malessere fisiologico, fisico, mentale, spirituale. E sono ciclicità. E dunque la persona si deve anche un pochino rendere conto di quello che gli sta accadendo. Questo da un punto di vista personale. Se poi guardiamo e studiamo la medicina tradizionale cinese, vediamo che tutte le emozioni sono circolari, per cui è un loop che continua a circolare, no? Che passa tutte le stagioni, diverse emozioni che disturbano diversi settori energetici, quindi disturbano diversi organi. Per cui ti faccio un esempio, ecco, no? Nell'autunno abbiamo delle disfunzioni, va bene, da un punto di vista energetico, nel metallo, per cui il polmone e l'intestino grasso sono disturbati energeticamente, perché quella è proprio la stagione che crea disturbo, per cui ogni autunno noi abbiamo questa leggera problematica. E così per tutte le altre 5 stagioni. Tu mi dirai perché sono 5? Perché la medicina tradizionale cinese ha individuato anche la 5ª stagione, che si chiama tarda estate. Per cui tutte le emozioni fanno riferimento a degli organi e a una ciclicità. Però ovviamente siamo esseri umani, per cui tutte le emozioni ce le abbiamo sempre contemporaneamente. In alcuni casi alcune sono maggiori ed altre sono un po' più tranquille e si alternano continuamente. Per tua esperienza, quindi, abbiamo parlato dell'individuo, dell'individualità, e già c'è tantissimo da dire, la singolarità dell'essere umano, però hai aggiunto anche una parolina magica: interconnessi. Siamo comunque tutti interconnessi come ambiente e come persone. Possiamo dire la stessa cosa, quindi, di un tessuto sociale più ampio, di un gruppo di persone, della collettività, le stesse cose che abbiamo detto finora, che esistono appunto organi sfogo, esistono atteggiamenti sfogo e tutto il resto, vale anche per una società, un collettivo? Sai, qui entriamo un po' in un argomento estremamente complesso, no? Ti dirò che non siamo tutti interconnessi con l'ambiente o con le altre persone, molto di più. Siamo tutti interconnessi con la Terra, siamo tutti interconnessi col Sistema Solare, siamo tutti interconnessi con la galassia che si chiama Via Lattea, perché il braccio in cui viviamo fa parte della galassia Via Lattea. Siamo tutti interconnessi con le prime 4 galassie che occupano lo spazio più vicino a noi, cioè siamo tutti interconnessi con tutto l'universo, dunque anche con la coscienza olistica. Dunque, una delle mie preoccupazioni anche è questa: cosa posso fare io per la coscienza olistica? Devo inviare positività, pensieri positivi, situazioni positive, un buon atteggiamento amorevole nei confronti delle altre persone, perché tutto questo andrà nella coscienza olistica e poi ritornerà. Per cui se noi mandiamo un qualcosa di positivo, ci ritornerà, le generazioni future riceveranno un qualcosa di positivo, altrimenti riceveranno quello che abbiamo mandato. Oltre che a mandare, anche farsi un po' ricettori, farsi un po' antenne di questa coscienza divina, di questa amorevolezza, no? Oltre che a mandarlo, anche saperlo incanalare qui. Sì, anche questo è un argomento molto delicato. Tu mi hai detto che era una cosa così, una chiacchierata. È un argomento estremamente delicato. Prendiamo a campione la società. Ognuno di noi ha un suo viaggio personale. Ognuno di noi ha una sua, tra virgolette, missione nella propria vita. E dunque, per chi il percorso spirituale diventa motivo di vita, è molto importante trovare le scuole, gli spazi, gli amici, le accademie, dove poter sviluppare questa forma personale, perché ne ha veramente, la sua anima gli sta dicendo cerca.
Ok, siamo arrivati giusti con la pubblicità, riprendiamo tra poco. Allora, cari ascoltatori, avete sentito che bel brano musicale, che bel accompagnamento. Siamo naturalmente al Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Questa, Luca, in particolare, questa musica, questo brano musicale, a cosa è riferito? Qual è l'intenzione con cui l'hai composta e incisa? L'intenzione, partiamo dal presupposto che è sempre una cosa personale, cioè io parto da un'esigenza personale, che poi magari scopro che appartiene a tante persone. Per cui l'esigenza era creare una musica estremamente rilassante per poter dare modo alle persone di rilassarsi. È eseguita, prodotta in un modo molto particolare, perché innanzitutto abbiamo utilizzato accordature, il tuner da 432 Hz, poi ho usato dei battiti binaurali, va bene? È stata registrata con una metodica che rispecchia, va bene, un pochino il battito cardiaco e un loop, come dicevamo prima, no? Un loop estremamente ripetitivo, non noioso, perché poi vengono aggiunti anche altri suoni, che dà proprio la possibilità di entrare molto velocemente in uno stato alfa, in uno stato di rilassamento, tenendo conto che 30 minuti di rilassamento profondo equivalgono come a 8 ore di sonno. Certo che sì. Ti rivolgo allora la domanda che mi ha rivolto uno dei nostri gentili ascoltatori, l'114 finale, che dice che appunto anche lui usa questo tipo di musica per aiutarsi nel sonno, per rilassare la mente poco prima di andare a letto, ma la domanda è: non c'è il rischio che poi la mente si abitui, che diventi anche questa una stampella? Cioè io già so che facendo così la mia mente si rilassa e quindi non ci lavoro io? Intanto, innanzitutto bisogna rendersi consapevoli che siamo stressati. Se lo siamo, d'accordo? Per cui ricordiamo che è già difficile essere consapevoli del livello di disturbo in cui viviamo. Una volta che ci siamo accorti, allora possiamo adottare dei sistemi, va bene, per stare meglio. Non entriamo mai in abitudine, perché non dovrebbe essere un'abitudine, noi dovremmo sempre essere in uno stato rilassato. È quella la nostra natura. Come la respirazione, dovremmo Esatto. sempre avere di innato una buona e sana respirazione. Esatto, per cui anche la mente diventa più lucida, io la definisco più cristallina, tenendo sempre un modo di vedere buddista, no? Il diamante cristallino. La mente diventa più lucida, il corpo perde pesantezza, i muscoli si rilassano, la circolazione del sangue migliora, la pressione si stabilizza. Non è un'abitudine, non rischiamo l'abitudine, ne abbiamo talmente bisogno che chi desidera farlo, tanto meglio per lui. E ritrovarsi poi di notte che ci si sveglia con la mascella stretta o con le cervicali tutte anchilosate, non è una vita naturale o sana, perché siamo tutti fuori corda alla fine, vivendo così. Siamo un pochino tutti sbilanciati. Sì, l'esempio che stai portando, un classico esempio, le cervicali, le cervicobrachialgie, i dolori alla schiena, tutte queste cose, no? Dolori muscolari e così via, sono proprio tutto il sintomo della compressione energetica prodotta dallo stress. Per cui noi siamo spesso e volentieri 24 ore su 24 in questo stato di tensione, ma non è il nostro stato naturale. Il nostro stato naturale dovrebbe essere di pieno rilassamento e di tranquillità. Guarda, è stato fatto un grandissimo esperimento, se ho 2 secondi te lo racconto. Certo. Con l'Università di Montréal è stato fatto un esperimento con una radio locale, è stato trasmesso per diverso tempo un brano musicale che aveva dei suoni estremamente particolari, era stato creato da un'equipe medica con un'equipe di psicologi e tutte le sere lo trasmettevano e gli ascoltatori lo ascoltavano molto volentieri per radio. Hanno notato una diminuzione dei crimini, una diminuzione dei ricoveri in ospedali per patologie cardiovascolari, una diminuzione delle insonnie. Quando hanno deciso di non trasmetterlo più, posso anche dire il titolo, rilassamento subliminale, anche perché aveva dei suoni subliminali, non stiamo qui adesso a spiegare cosa sono, no? Quando hanno smesso di trasmetterlo, la popolazione telefonava
chiedendo di rimetterlo in onda perché stavano molto bene, dormivano meglio, i bambini erano molto più rilassati. Insomma, noi a letto ci portiamo spesso le nostre problematiche ed ecco le nostre preoccupazioni, ad esempio. Ecco che non riuscendo a staccare, è chiaro che anche la notte possiamo avere un sonno molto disturbato, che non è una cosa sana, anzi, per niente. Le preoccupazioni eccessive disturbano talmente tanto il nostro sistema nervoso, sensoriale, di pensiero e quant'altro, che non ci permette neppure di dormire serenamente. Quanto allora può fare la differenza? Quanta importanza ha la parola? Perché sappiamo che le parole, ogni singola parola ha un valore, è una chiave magica per aprire determinate porte. Ecco, la parola accoglienza però rivolta nei nostri riguardi, nel senso non fuggire via, ma ascoltarsi. Ascoltarsi è una delle cose più difficili che cerco di insegnare alle persone. Noi abbiamo una struttura mentale estremamente complessa. Spesso pensiamo di fare le cose perché ne abbiamo voglia o perché va bene così. Dobbiamo tenere conto che la gran parte delle azioni che noi facciamo ci vengono date, no? Da una parte inconscia. E questa parte inconscia che ha a che fare con l'energia, perché è energia, è collegata con l'anima. Però molte persone, molti individui, non riescono a comunicare. Perché oggi sto male? Come mai oggi ho questo? Cos'è successo? Non se lo chiedono. Perché ho un po' di tempo che mi sento disarmonico? Perché ho un po' di tempo che sono nervoso? Perché ho un po' di tempo che soffro di questa cosa? Le persone non se lo chiedono, non sono più abituate, non sono abituate a chiederselo. Perché? Io invece cerco di insegnare alle persone che questa è una domanda importantissima che si devono fare, perché spesso e volentieri troviamo le sofferenze emozionali prodotte da un non ascolto della nostra anima. Viviamo in modo forzato e non ascoltando la parte più intima di noi. È chiaro che la nostra vita subisce una forzatura e dunque, non essendo in linea, non essendo in armonia con la nostra parte più profonda, teniamo conto che la psiche è anima, no? Non essendo in linea con la nostra parte più profonda, più cristallina, più veritiera, non possiamo essere felici. E la felicità è quello che ti rende la vita più bella, più integrata, ti rende la vita con uno scopo ben preciso. Sappiamo benissimo che è molto diverso alzarsi al mattino, andare a dormire la sera, sentendo di avere una propria parte di scopo nella vita, un qualcosa che ci teniamo veramente a fare e a portare avanti, rispetto appunto a non avere alcun tipo di vela da spiegare al vento. Ma allora, visto che da quando abbiamo iniziato questo nostro primissimo incontro radiofonico ci stiamo un po' girando attorno, proviamo a dare allora un centro di definizione, nel senso di tua esperienza personale, di tuo sentire. E infatti dico, per te, che cos'è allora l'anima? Sai, è una domanda a cui è sempre molto difficile dare una risposta. Anche perché l'anima, come possiamo definirla? Non la vediamo, a volte neanche la sentiamo, non la possiamo toccare, no? Ma sono quelle esigenze profonde che ognuno di noi ha, che possono derivare anche, spero che non ci siano, sì, spero che questo che sto dicendo sia accettato, che possono derivare anche dalle vite precedenti. E dunque nella nostra anima ci sono tutti gli insegnamenti che dobbiamo seguire per vivere in connessione con l'anima e per proseguire in un percorso spirituale, di evoluzione spirituale, che ci possa dare la possibilità di sentirci in vita e vivi con il tutto. Direi che questa forse è la spiegazione che mi è venuta in questo momento. 673, domanda interessantissima, si firma Anna. Come facciamo allora a sapere quando siamo realmente connessi con la nostra anima? Da cosa lo capiamo? Lo capiamo dai nostri desideri più profondi.
lo capiamo seguendo la nostra indole. Ognuno di noi ha una indole personale, no? E dunque siamo sempre nell'ascolto, siamo sempre proprio nell'ascolto, nell'ascoltarci in modo profondo. Spesso con i ragazzi faccio un esempio: se avete dei sogni, no? Nel cassetto, cosa li lasciate nel cassetto? Prima o poi aprite quel cassetto, prendete quel sogno, incominciate a lavorare per realizzare quel sogno, altrimenti quel sogno rimarrà sempre nel cassetto e la vostra anima, nostra, non potrà evolversi a livelli superiori. Per cui noi sappiamo già, lo sappiamo quello che vuole l'anima. C'è chi scrive, c'è chi dipinge, c'è chi canta, c'è chi fa musica, c'è chi aiuta il prossimo. Anche fare il dentista, nel senso, certo, quello che senti di amare di fare. Certo. Noi dobbiamo seguire la nostra indole, è quella l'anima. E l'anima non ti può dare, capisci, percorsi brutti. L'anima ti può solo dare percorsi belli, per cui positivi, intendiamoli così. Per cui l'ascolto profondo, ecco cosa bisogna fare. Ti faccio il mio esempio, così non rompo le scatole a nessuno. Io dovevo mantenere uno studio che il papà aveva lasciato, è morto molti anni fa, io ero giovane, dovevo mantenere uno studio, anzi 2, l'ho fatto per qualche anno, poi mi sono reso conto che era talmente lontano dalla mia anima, no? Cioè la ragioneria che io ho fatto era poi talmente lontana dalla mia anima che ho lasciato, perché la mia anima fin da giovane diceva voglio occuparmi, ero un appassionato di musica, dovevo entrare al conservatorio, non l'ho fatto. Perché non l'ho fatto? Lo racconto perché sono cose importanti. Mi stavo esercitando su dei brani per poter superare l'esame, per poter entrare in conservatorio, ed ero ragazzino, era una bellissima giornata piena di neve e come tutti i ragazzini giocano a palle di neve. Subito dopo incontro il maestro di musica con cui avrei dovuto esercitarmi. Con le mani fredde ho sbagliato una sequenza di note, una scala di note. Si arrabbiò talmente tanto che mi chiuse la tastiera del pianoforte sulle dita delle mani, che mi fece così tanto male che la mano sinistra non si muoveva più dal dolore. Andai a casa e dissi: io non ne voglio più sapere, perché se per esprimere la mia anima devo soffrire, io non mi fermo qui. Destino, probabilmente, perché poi mi ha dato possibilità di aprire altre strade, no? Ok, però vedi, tuttavia cosa ho fatto? Negli anni non sono diventato musicista, ma sono diventato un ricercatore di suoni che metto insieme nei brani di musicoterapia e anche nelle tecniche che poi insegno. Un ricercatore di suoni nella ricerca di integrare le armonie in modo che possano dare uno stato di benessere anche fino in fondo alle nostre cellule. Per cui non sono diventato musicista, ma ho sviluppato una sensibilità enorme per le vibrazioni, che se vuoi che ti dica tutta la verità, ce l'ho sempre avuta. Ti potrei raccontare perché sono così affascinato dai colori e dai suoni. Ok. Dai, lo raccontiamo. Allora, guarda, è molto semplice. Anche perché questo ha prodotto in me un'altissima sensibilità, un amplificatore sempre aperto, che fin da giovane non riuscivo a gestire, sentivo troppo, finché a un certo punto mi hanno insegnato a gestirlo un po' meglio. Sono nato settimino, in 7 mesi. Quando si nasce in 7 mesi siamo già abbastanza completi, sì, anche da un punto di vista nervoso, ma non tutti, non sempre. E dunque nascere a 7 mesi, per me, alla nascita, i suoni e la luce sono diventati elementi di grande dolore fisico. Con il tempo ho capito che il colore, inteso come luce colorata, come frequenza elettromagnetica, e la musica erano le 2 materie che potevano creare in me quell'equilibrio che all'inizio avevano danneggiato. Poi ci sono state le scoperte, le occasioni per capire le risorse, no? Per cui la prima volta che sono andato a fare un corso di cromoterapia, la prima volta che ho fatto un corso di musicoterapia, ne ho fatti diversi, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui a volte la vita è interessante, no? Molto ti chiude le finestre ma ti apre dei portoni. Allora, mi chiedono appunto i contatti. Abbiamo aperto esordendo dicendo che
che fai parte del gruppo AMI University, che ha svariate sedi in tutto il territorio nazionale, e dicendo che appunto tu sei nella parte di Vicenza, ma non solo. Quindi per trovarti, per contattarti, Siamo presenti sia in Facebook, la pagina ufficiale www.lamedicinanaturale.com, dove ci sono tutte le nostre sedi d'Italia. Io, per quanto mi riguarda, sono responsabile e organizzatore di tutto quanto il Veneto, in modo particolare Vicenza e anche una zona proprio qui vicino anche a Padova, però devo dirti che poi insegno anche in diversi sedi dell'AMI University. Comunque www.lamedicinanaturale.com, c'è il menu sedi e si vede immediatamente tutte le informazioni per la sede di Vicenza. Per quanto appunto riguarda Luca, il nostro ospite di oggi, Luca Ferro, anche con nome e cognome lo trovate su Facebook con la relativa attinenza all'AMI University Vicenza. Sì. Tra le altre cose, appunto, stiamo uscendo per fortuna dal dover fare dei corsi online, stanno ripartendo tutti i corsi in persona, ok? E io ho ricevuto un invito molto particolare qui a maggio. Certo. Cosa accade qui a maggio, Luca? Che il signor Massimiliano, qui di fronte a me, che si è specializzato in tecnica di cranio sacrale, ha conseguito poi l'abilitazione all'insegnamento, alla formazione, per cui a maggio presso la sede di Vicenza inizierà proprio il suo corso di cranio sacrale. Per noi è un gran piacere ospitarlo per far sì che i nostri ragazzi possano anche apprendere questa straordinaria tecnica, veramente, veramente straordinaria. E dunque il signor Max è diventato uno dei nostri formatori nella disciplina cranio sacrale. Con molto piacere, quindi per chi è interessato, il contatto è sempre Luca Ferro, AMI University Vicenza o la Medicina Naturale. Dal 7 maggio si parte con un mio corso all'interno dell'AMI University di Vicenza di cranio sacrale, che è un'attività che amo tantissimo, che veramente amo tantissimo, quindi presenti, pronti, si riparte. Caro Luca, intanto grazie di cuore di essere stato qui, di esserci venuti a trovare qui al Bosco dei Sogni. Al di là appunto delle tecniche, delle varie cose così, è bello proprio sentire e condividere l'esperienza personale, le sfumature e i colori delle persone che appunto amano quello che fanno e che condividendolo poi ce lo trasmettono, ci invogliano anche a noi ancora di più a ricercare quello che è il fraseggio e il dialogo della nostra anima, di quello che è l'ascolto della nostra anima. Grazie a te e buon ascolto a tutti. E buon ascolto a tutti. Alla prossima, Luca. Voi rimanete in linea, in diretta, che tra poco arriva il nuovo ospite. A tra poco.